Agrigento è tra le 10 finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2025. Ieri conferenza stampa. È durato solo 24 ore lo sciopero dei benzinai. Gli automobilisti potranno tornare a fare rifornimento senza disagi. Solo è malato in cella, le paure di Messina Denaro. In 10 giorni di detenzione il boss ha incontrato solo i medici che si stanno prendendo cura di lui in carcere. Successo per Mine Vaganti al Pirandello, il riadattamento teatrale del celebre film di Ferzan Özpetek registra un doppio sold out. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Agrigento tra le 10 finaliste che il prossimo marzo si contenteranno il titolo di Capitale della Cultura 2025. Conferenza stampa per annunciare la notizia. Vediamo. Arrivano buone notizie, Agrigento si classifica fra le prime 10, con quale chance e quale possibilità e anche con quale desiderio? Io pensavo che fosse la prima in classifica, ma poi abbiamo scoperto che era in ordine alfabetico, per cui diciamo che siamo particolarmente soddisfatti di far parte di questa short list delle candidate alla Capitale della Cultura per il 2025. È un risultato eccellente per la città di Agrigento e per tutta la provincia, perché dà la possibilità di poter ben sperare in un successo in questa corsa che vede dei competitors particolarmente autorevoli, ma che ci rende forti e consapevoli delle immense possibilità che la città di Agrigento, il suo territorio e quello della provincia esprime in questa corsa che non è soltanto culturale. È un impegno sociale, è un impegno tecnologico, è un impegno imprenditoriale, è una scelta che il Ministero dovrà fare su vari parametri che vedono sicuramente Agrigento fortemente motivata a raggiungere questo traguardo. Credo che la storia di Agrigento, ma principalmente la proiezione futura che è inserita nel dossier di candidatura, siano gli ingredienti fondamentali per poter ottenere questo risultato. Ci auguriamo che questa terra meravigliosa, che tanti sacrifici ha fatto in termini di crescita e di sviluppo, che ha espresso uomini di cultura, che ha espresso scienziati ed imprenditori di chiara fama, possa essere gratificata con questo risultato. Non voglio dire un tributo che lo Stato deve pagare a questa terra, ma sicuramente sarebbe un riconoscimento che questo territorio merita e da tempo. Chi andrà all'audizione il 20 e il 21 marzo? Lo stabiliremo. L'audizione è un passaggio estremamente delicato perché oltre ad avere mezz'ora per ulteriormente arricchire il dossier che abbiamo presentato, l'altra mezz'ora è dedicata alle domande che i giurati dovranno fare alla commissione che si presenterà. Quindi avremo tempo per decidere chi degnamente potrà rappresentare questa città candidata e chi vuole comunque partecipare lo potrà fare tranquillamente anche da casa, perché è prevista una diretta streaming sul canale YouTube del Ministero e ci auguriamo che in tanti possano seguire, perché il sostegno dei cittadini, se non il contributo determinante, può essere un grande contributo a questa fatica che, lo ripeto, non è soltanto dell'amministrazione o del consorzio o dello staff, ma è una fatica che dovrà essere sostenuta da tutti i cittadini che prima di noi dovranno credere in questo risultato. Sindaco, si aspettava di essere tra le prime 10? Mi aspettavo sì, perché abbiamo lavorato tanto, da 1 anno e mezzo un progetto ambizioso, poi Agrigento ha tutte le carte in regola per essere candidata a Capitale Italiana della Cultura 2025, siamo stati selezionati tra le prime 10 città, unica città siciliana, e quindi le premesse sono buone, continueremo a lavorare al massimo per i progetti futuri che già abbiamo in cantiere, cercheremo di arricchire questo patrimonio letterario e culturale per la nostra città e a fine marzo poi si saprà il verdetto finale. Un progetto forte, un progetto particolare perché ha visto la partecipazione e il sostegno di artisti nazionali e internazionali, un progetto che conta di 44 progetti artistici, come dicevamo durante la conferenza stampa, con artisti che hanno dato la loro adesione e che vogliono portare la loro visione e vogliono venire a lavorare ad Agrigento. Un progetto che, una vittoria oggi, un riconoscimento, entrare nella short list è non scontato, del quale noi siamo assolutamente
veramente felici, ma il lavoro non finisce qui. Adesso ci prepareremo per lavorare all'audizione che si terrà a Roma il 20 di marzo, quindi rimbocchiamoci le maniche e speriamo di arrivare fino alla fine. Ricordiamo quanti erano i progetti che hanno partecipato alla selezione? 150 progetti inizialmente, se ne sono stati scelti 44 e sono stati scelti non solo con riferimento alle 4 aree tematiche legate ad Empedocle, quindi l'aria, l'acqua, la terra e il fuoco, ma anche agli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 per poter garantire il migliore risultato possibile per la vittoria. L'audizione su quali criteri sarà effettuata? Sicuramente l'audizione verterà sia sul progetto artistico ma anche sulla capacità gestionale che il Comune e il Comitato organizzatore mostrerà ai componenti della giuria. Significa che bisogna dimostrare competenze, esperienza e capacità di portare a termine il progetto. Un punto essenziale è quello legato al budget, alla solidità dei progetti, abbiamo nomi, cognomi, artisti e quindi questo andremo a portare sul tavolo della Commissione. Oggi riceviamo questa importante notizia che sicuramente non è un traguardo per Agrigento, ma è un'importante staffetta comunque che ci può portare a vincere questo titolo, ad ottenere questo titolo, perché non è un gratta e vinci la candidatura a Capitale Italiana della Cultura, ma è la presentazione di una città che si espone verso l'esterno e si espone attraverso la cultura. La cultura oggi può essere da monito per rilanciare Agrigento, può essere un importante trampolino di lancio veramente verso quella che può essere l'Agrigento che tutti noi vorremmo, tutti noi decantiamo, ma che di fatto non ha mai brillato come dovrebbe da un punto di vista anche di turismo. È una città a destinazione turistica, però deve anche dimostrarlo con i numeri. Lo stiamo facendo sicuramente con questo team che ormai da più di 1 anno e mezzo sta lavorando su questo progetto di candidatura, quindi è importante che la città possa ottenere questo importante riconoscimento dal Ministero. Oggi siamo felici di avere ricevuto, diciamo, la notizia di essere rientrate nella shortlist delle 10 città selezionate. Sicuramente abbiamo un vantaggio essendo l'unica città della regione siciliana candidata, ormai è rimasta tra le candidate, una che rappresenta il Sud Italia. Abbiamo un progetto che è veramente importante, un dossier che è stato preparato bene e tante altre cose che ci sono in pentola. La notizia dell'inserimento di Agrigento tra le 10 finaliste che il prossimo marzo si contenderanno il titolo di Capitale della Cultura 2025 mi riempie di soddisfazione, lo afferma il deputato agrigentino Calogero Pisano, che aggiunge certamente un motivo di orgoglio per tutti noi agrigentini, ma anche la dimostrazione che la nostra amata città ha tutti i requisiti per raggiungere questo ambito traguardo. Continuerò a lavorare, come fatto fin dal momento della candidatura di Agrigento Capitale della Cultura, al fianco del sindaco Franco Miccichè, dell'assessore comunale alla cultura Costantino Ciulle e di tutte quelle persone che con spirito di squadra e grande determinazione hanno contribuito ad ottenere questo primo importante risultato per il raggiungimento dell'obiettivo finale. Lo sciopero dei benzinai è durato solo 24 ore. La serrata dei benzinai contro il decreto trasparenza del governo che aumenta le sanzioni per le irregolarità e obbliga i gestori a esporre il prezzo medio del carburante non proseguirà quindi nelle prossime ore. Gli automobilisti potranno tornare a fare rifornimento senza disagi. Il servizio di Lello Casesa. Lo sciopero dei benzinai si è fermato dopo le prime 24 ore, principalmente per i gestori delle organizzazioni datoriali. È opportuno precisare che lo sciopero non si è bloccato per compiacere la volontà del governo, ma anzi per gli automobilisti, sostenendo che uno degli obiettivi fondamentali, cioè quello di ristabilire la verità dopo le accuse false e scomposte verso una categoria di lavoratori, è stato abbondantemente raggiunto. A dire il vero, il governo ha tentato fino alla fine di scongelare lo sciopero con il quarto incontro, ma senza arrivare alla soluzione. I cittadini italiani hanno capito che il governo ha scaricato sui gestori la responsabilità dell'aumento dell'accisa e li ha indicati come veri speculatori, ha ribadito in mattinata Roberto Di Vincenzo, presidente della FEGICA. La chiusura dei distributori ha visto un'adesione dell'80-90% al netto delle precettazioni dei gestori diretti e qualche pompa bianca pari a 12-13 mila impianti sui 22.000 totali.
Sulla revoca dello sciopero il ministro Urso ieri sera ha detto di essere soddisfatto per l'impegno continuo del governo a migliorare il testo del decreto legge che mantiene fisso il principio della trasparenza a beneficio sia dei consumatori che degli stessi gestori. È stata infatti riconosciuta l'importanza dell'insediamento di un tavolo permanente per il riordino complessivo del settore. La mobilitazione rimane in piedi, hanno avvertito, fino all'esito dell'incontro fissato l'8 febbraio sulla riforma del settore, che include anche punti contestati, cioè l'esposizione del cartellone con il prezzo medio regionale dei carburanti e le sanzioni in caso di inadempienza. Matteo Messina Denaro vuole cure speciali contro il cancro in carcere. L'ultimo dei corleonesi segue la strategia del silenzio nei processi e rinuncia a comparire davanti alle corti, dimostrando di non volersi difendere. In 10 giorni di detenzione il boss ha incontrato solo i medici e con toni garbati ha chiesto: dottori, se è possibile accedere a cure farmaceutiche che ci sono solo in Israele. Margherita Trupiano. Non sono la persona che viene descritta, dice rivolgendosi alla televisione, non ho mai ucciso donne e bambini, poi chiede cure che sono disponibili solo in Israele. E quanto trapela oggi sulle dichiarazioni rese dal boss Matteo Messina Denaro, che dal carcere di massima sicurezza dove si trova rinchiuso pare abbia rifiutato anche la consueta ora d'aria che da solo avrebbe potuto prendere. A guidare questi suoi giorni è dunque una situazione di assoluta fragilità, ben lontana da quel personaggio adorato ed inneggiato tra le pareti della sua casa che aveva come protagonista il padrino nel quale si identificava. Lo domina la paura della morte, quella vissuta dal piccolo Giuseppe Di Matteo, da Antonella Bonomo, dalle Vettive di Capace di Via D'Amelio, dai Gergofili di Firenze. La lista è lunga, ma la Primula Rossa non ne parla. L'angoscia di una fine vicina che avrebbe potuto, chissà, determinare una resa, quasi una velata richiesta d'aiuto per colui che, se non trovava le vie d'uscita, sfondava tutto. Chissà se in queste ore stia riflettendo su cosa potesse significare per tutte le vittime innocenti che hanno perso la vita in attentati e barbare uccisioni quel sentire sul collo il fiato della morte. È certo un fatto: sulla morte che incombe anche in lui prevale l'istinto di salvezza. Chiede cure speciali, cure che a suo dire si troverebbero solo in Israele. Si piega per un attimo e dice: non creo problemi, ditemi cosa devo fare. Una disposizione al dialogo che potrebbe lasciare diverse interpretazioni, ma che stride fortemente con quanto nei giorni scorsi ha affermato: non sarò mai un pentito. Come naturale è un Matteo Messina Denaro ben lontano da colui che con aria spavalda girava tranquillamente e conduceva una vita assolutamente normale sotto il falso nome di Andrea Bonafede, che ha lasciato l'idea di quel lusso visto come potere, indossando i vestiti fornitigli dal penitenziario e in attesa di un pacco di abiti provenienti dalla famiglia che ancora non lo ha visitato, come non lo ha fatto il suo avvocato, la nipote Lorenza Guttadauro, che lo ha solo sentito al telefono. Di fatto il carcere duro non prevede contatti con parenti se non una volta al mese in videoregistrazione e i tempi non sono ancora compiuti. Intanto viene pian piano ricostruita l'identità di un figlio maschio tenuto segreto che avrebbe 18 anni e porterebbe il nome di Francesco come il padre del boss. Le perquisizioni proseguono a tappeto e al momento interessano la casa dei suoceri del prestanome Andrea Bonafede, mentre gli inquirenti passano al vaglio le dichiarazioni rese a Massimo Giletti già dal novembre del 2022 di Salvatore Bagliardo, uomo vicino ai fratelli Graviano. Evasione imposte e IVA. La Guardia di Finanza sequestra 2,7 milioni di beni. Inchiesta su società di commercio di bevande. I dettagli con il nostro direttore Arturo Cantella. Beni per 2.700.000 euro sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale di Catania a una società di capitali attiva nel settore del commercio di bevande, al suo legale rappresentante e al suo amministratore di fatto. Il provvedimento cautelare preventivo è stato messo dal GIP su richiesta della Procura nell'ambito di un'inchiesta su mancato pagamento dell'IVA ed evasione delle imposte. Le indagini sono state avviate dopo una verifica fiscale eseguita da unità specializzate del nucleo di polizia economico-finanziaria di Catania per gli anni di imposta che vanno dal 18 al 22. All'esito degli accertamenti e nell'attuale
nell'attuale fase del procedimento in cui non si è pienamente realizzato il contraddittorio con le parti, sarebbe rilevato il mancato pagamento dell'IVA sui prodotti acquistati, destinati alla successiva commercializzazione, per un valore di circa 3 milioni di euro mediante la falsa attestazione del possesso dello status di esportatore abituale, qualità che consente per legge di ricevere fattura senza l'applicazione di tale imposta, contestata anche una consistente evasione di imposte attraverso il sistematico occultamento del fisco dei ricavi annualmente conseguiti nell'esercizio dell'attività economica, reso possibile dalla presentazione di dichiarazioni fiscali annuali non veritiere, ovvero dall'omessa presentazione. Con riferimento a tale ultimo profilo sarebbe stata in particolare contestata un'evasione di IVA di circa 2 milioni e mezzo di euro e dell'imposta dei redditi delle società per oltre 200.000 euro. Oltre al sequestro preventivo, la Guardia di Finanza ha denunciato gli amministratori di fatto e di diritto per i reati fiscali di omessa e infedele dichiarazioni dei redditi. Il GIP ha disposto nei confronti delle società dei 2 indagati il sequestro preventivo diretto e nella forma equivalente delle somme giacenti sui conti correnti o depositi o su un qualsiasi altro rapporto bancario intestato o cointestato o comunque riconducibile alla società o agli indagati per complessivi 2.700.000 euro. La Giunta regionale, con in testa il presidente Renato Schifani, ha approvato il rendiconto 2021. La parola adesso passa ai revisori dei conti e alle Corti dei Conti per il giudizio di parifica. Lello Casesa. La Giunta regionale ha dato il via libera al rendiconto 2021 che sbloccherà finalmente le tanto attese assunzioni del personale, circa 800 persone che hanno già vinto il concorso nella pubblica amministrazione. Il provvedimento adottato dalla Giunta regionale dovrà passare adesso al vaglio del Collegio dei Revisori e della Corte dei Conti per il visto. Ultimo passaggio, quello più delicato, il passaggio in aula dove maggioranza e opposizione si scontreranno sulle criticità emerse e sollevate. L'assessore alle finanze Falcone ha rilanciato 3 dati sul rendiconto. L'indebitamento rispetto al 2020 passa da 6,8 a 6,1 miliardi, mentre al contrario aumentano i pagamenti effettuati da 18 milioni nel 2020 a 23,5 nel 2021. Ciò significa più liquidità e più risorse immesse nell'economia siciliana. Infine aumenta anche la cassa corrente, sono risultati su cui il governo regionale intende costruire un equilibrio finanziario sempre più virtuoso e certo. Stiamo mandando avanti, dichiara il presidente Schifani, un'azione decisa e proficua di regolarizzazione dei conti della regione, grazie alla quale potremo essere reattivi rispetto alle esigenze sociali ed economiche della Sicilia. Tutto questo inciderà notevolmente sul potenziamento della macchina amministrativa e lo sblocco delle nuove assunzioni e la prospettiva di nuovi finanziamenti. Equo compenso e nuovo codice dei contratti. Gli ingegneri seguono con interesse i lavori parlamentari. Arturo Cantella. L'Ordine degli Ingegneri di Agrigento accoglie con interesse la notizia che la proposta di legge è stata approvata dalla Camera all'unanimità, 253 voti favorevoli, e che il testo passerà a breve all'esame del Senato. Si tratta dell'equo compenso e del nuovo codice dei contratti, seguendo con interesse i lavori parlamentari in corso. Ne parliamo con il presidente dell'Ordine degli Ingegneri, ingegnere Achille Furioso. Sì, intanto importante passo avanti della legge sull'equo compenso approvata ieri alla Camera, adesso va al Senato. Viene sancita la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto dai professionisti, con particolare riferimento per esempio nei servizi svolti verso le pubbliche amministrazioni. È chiaro che questo è un passo avanti perché garantisce il dovuto a chi ovviamente affronta le grandi difficoltà della vita professionale in questo momento in cui anche la concorrenza è spietata. Abbiamo però notato che nel codice sebbene questa norma la accogliamo molto di buon grado, non ne viene fatto cenno nel codice dei contratti quando si parla di servizi di ingegneria da dare in appalto, anche perché sono stati rimodulati i livelli di progettazione
e non si fa riferimento a una norma specifica per quantificare esattamente l'importo che viene, diciamo, da cui bisogna partire per mandarla a base d'asta nelle gare per le pubbliche amministrazioni. Allora è chiaro che da una parte il governo è stato sensibile a garantire ai professionisti nel riconoscere il minimo garantito, il minimo dovuto per i servizi professionali. Dall'altro vorremmo che questo stesso concetto venga ribadito a chiare lettere nell'ambito del nuovo codice dei contratti che è stato esitato nel dicembre scorso dal Consiglio dei Ministri e che entrerà in vigore dal 1° di aprile del 2023 e su cui l'Ordine degli Ingegneri ha fatto pervenire i propri emendamenti migliorativi proprio per eliminare questa ed altre criticità. Perché per esempio nel codice dei contratti ancora si fa riferimento al fatto che la prestazione d'opera intellettuale in casi eccezionali, ma non ben meglio specificati, possa essere resa a titolo gratuito. Questo ovviamente non fa bene ai lavori, non fa bene alla qualità dei servizi svolti e alle opere che poi vengono realizzati. L'Ordine degli Ingegneri è presente in tutti i tavoli possibili per seguire l'iter sia di approvazione e conclusione di questa legge sull'equo compenso, che demanda poi anche agli ordini anche di seguire anche le vicende anche in ambito, diciamo, territoriale, e per quanto riguarda l'iter di modifica possibile sul nuovo codice dei contratti. Covid in Sicilia, calo netto delle nuove infezioni. Vediamo. Il Dipartimento per le attività sanitarie affermano che le nuove ospedalizzazioni sono in lieve diminuzione, sebbene la diffusione dei contagi pregressi si rifletta ancora su una prevalenza di soggetti ospedalizzati con positività concomitante da Covid-19. Nella stessa settimana più della metà dei pazienti positivi in ospedale è risultata non vaccinata. L'epidemia rimane in una fase delicata, con un livello ancora significativo di diffusione virale, ma con una ricaduta sulle nuove ospedalizzazioni più contenuta rispetto ai periodi precedenti. Per quanto riguarda la campagna vaccinale in Sicilia, secondo il DASOA dell'assessorato regionale alla sanità, i dati sono aggiornati al 24 gennaio. Nel target che va dai 5 agli 11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 23,89% del target regionale, 63.300 i bambini pari al 20,12% che risultano con ciclo primario completato. Nel target over 12 anni i vaccinati con almeno una dose si attestano al 90,95% del target nazionale, mentre l'89,58% ha completato il ciclo primario. Sono ancora 1.057.000 i cittadini che, pur avendone diritto, non hanno effettuato la terza dose. I vaccinati con dose aggiuntiva, booster, sono 2.772.898, pari al 72,39% degli aventi diritto. Complessivamente in Sicilia sono state effettuate 236.313 somministrazioni della quarta dose, di cui 208.000 a soggetti over 60. Le quinte dosi sono state appena 8.267. Debiti fino a 1.000 euro, niente sanzioni né interessi, ma parte subito la riscossione. Vediamo. Non è un condono, si parla di stralcio parziale e le imposte devono essere comunque assolte, è una misura che è stata messa in campo per sgravare i cittadini dalla quota di sanzioni e interessi. La scelta che l'amministrazione ha fatto in maniera ponderata rispetto ai dati di bilancio, che devono comunque tenere in considerazione il fatto che siamo un comune in procedura di riequilibrio che è arrivato un po' alla fine del suo percorso, è stata quella di dare la possibilità ai cittadini di usufruire automaticamente di questa misura, quindi non portando nessun atto in Consiglio Comunale, automaticamente verranno sgravati sanzioni e interessi, quindi è stata una scelta che va a favore dei cittadini. Dall'altro lato io mi auguro veramente che i cittadini comprendano che, avendo sgravato sanzioni e interessi, debbano pagare l'imposta. L'imposta è dovuta, non è stata pagata per qualunque motivo, ma oggi è necessario mettersi in bonus, perché è vero che siamo alleggeriti di un carico fiscale, è altrettanto vero che quelle imposte devono essere pagate perché il Comune ha bisogno che tutti facciano la propria parte.
Siamo a buon punto, se non ottimo punto, perché anche la migrazione dei sistemi informatici ci ha consentito in questi mesi di avere una banca dati uniforme su tutte le imposte. Puntiamo ad avere il famoso cassetto, diciamo così, fiscale, definiamolo così, dei tributi locali, in modo tale che ognuno di noi, entrando con la propria posizione, col proprio SPID, possa verificare la sua condizione e assolverla nei tempi e nei modi che sono necessari a questo ente per continuare a dare i grandi servizi che stiamo cercando di dare. Pagare tutti per pagare meno è il Vangelo, è la cosa più importante, perché solo così si riesce a distribuire meglio i servizi e ad abbassare le imposte. Il nostro lavoro principalmente oggi sulla parte informatica è per dare anche un servizio moderno e, come oggi dovrebbe essere, efficace per ogni cittadino che voglia verificare la propria posizione in tempo reale di qualsiasi tributo e che possa pagare anche online e contestualmente quello che ritiene correttamente subito imputato. Questa è una scommessa che ci siamo fatti, che il sindaco è come obiettivo principale che mi ha dato e che entro questo 2023 vogliamo mettere in linea. Permetterà sicuramente al cittadino, da una parte nostra, noi facciamo il primo passo, daremo ai cittadini subito questo strumento che è importante, però è ovvio che poi i cittadini dovranno fare la sua, perché ripeto, andare a pagare tutti i servizi, andremo a abbassare alcune imposte, tipo la Tari, in cui il servizio deve essere ripartito fra tutti, e poi fare altri servizi, infrastrutture che ci permetteranno di avere una città più vivibile. L'omicidio del giornalista Mario Francese 44 anni fa svelò per primo affari e intrecci dei corleonesi. C'è il servizio. Mafia violenta, mafia spudorata, mafia assassina. Non fu affatto un caso a sé la sera del 26 gennaio del 1979, esattamente 44 anni fa, quando Cosa Nostra decise di eliminare una delle punte di diamante del giornalismo siciliano. Ma non solo. Non fu un caso, infatti, che l'attacco frontale allo stato dei corleonesi, che negli anni successivi insanguinarono la città con omicidi e stragi, iniziasse proprio eliminando un cronista giudiziario. Lui era Mario Francese, che per primo capì proprio come i boss della provincia stavano cominciando a prendersi la sua amata Palermo. Mario Francese venne ammazzato a colpi di pistola mentre stava tornando a casa in Viale Campania. Ci vollero però ben 22 anni per arrivare ad una prima sentenza di condanna per i vertici di Cosa Nostra. La storia del giornalista venne infatti sepolta per molto tempo e fu soltanto l'insistenza della sua famiglia a portare alla riapertura delle indagini, una missione portata avanti soprattutto dal figlio Giuseppe, che poi però, dopo il primo verdetto 20 anni fa, decise di togliersi la vita. Lucido, preciso, chiaro e soprattutto documentato. Gli articoli di Francese, che oggi sono pagine di storia vere e proprie, si basavano su un'attenta ricerca ed un lavoro meticoloso e scrupoloso di verifica. La sua capacità di comprendere i fatti, di collegarli, gli consentì con lungimiranza assoluta di individuare per primo una figura come quella di Totorina e di svelarne anche gli affari miliardari che il suo clan riusciva a fare, infiltrandosi nel tessuto imprenditoriale, ma non solo, anche politico. Storica l'inchiesta sulla diga Garcia, che in anni recenti fu intitolata proprio a Mario Francese. Mario Francese fu anche l'unico giornalista a riuscire ad intervistare Ninetta Bagarella, una semi-sconosciuta ragazza e moglie di Irina. E forse è proprio in quell'articolo pubblicato il 27 luglio del 1971 dal Giornale di Sicilia che emerge ancora di più il modo di intendere la professione da parte di Francese. Non giudica la sua interlocutrice, ne raccoglie soltanto sensazioni, considerazioni e riesce a garantirle quella correttezza che è parte fondante del giornalismo. Prima di ammazzare magistrati politici appartenenti alle forze dell'ordine, corleonesi decisero così di uccidere proprio un giornalista, simbolo di democrazia, di verità, che con i suoi pezzi di fatto era più pericoloso probabilmente di una bomba. Giornalista che, riuscendo a rendere pubblici gli affari e gli intrecci mafiosi, contribuiva a formare una opinione pubblica attenta ma soprattutto consapevole. Un compito che Francese svolse ai massimi livelli e che pagò con la vita. Oggi sia a Siracusa, città di origine di Mario Francese, che a Palermo sono previste diverse iniziative per ricordare il cronista giudiziario, esempio che, in tempi in cui prevalgono la velocità e la superficialità,
Andrebbe invece sempre ben tenuto in mente da chi intende svolgere correttamente la professione suprema del giornalista. A 44 anni dalla sua morte si rinnova il ricordo del giornalista Mario Francese, assassinato da killer mafiosi la sera del 26 gennaio 1979. Con grande professionalità e coraggio, Francese fu uno dei primi cronisti a mettere in luce gli affari del clan dei Corleonesi e con i suoi articoli seppe lucidamente portare avanti importanti inchieste sulla mafia. Anche grazie al contributo di cronisti come lui è stato possibile fare passi avanti nella lotta alla criminalità organizzata. Mi auguro che la passione giornalistica e la ricerca della verità che hanno contraddistinto l'operato di Francese possano rimanere un esempio per tanti giovani che si avvicinano oggi alla professione. Così Roberto Lagalla. Alla cerimonia in ricordo del cronista in Viale, Campagna e rappresentanza del comune ha partecipato l'assessore alla cultura Giampiero Cannella. I giornalisti siciliani, ha detto Cannella, hanno pagato un pesante tributo alla lotta alla mafia. Ricordare Francese è un atto doveroso per mantenere viva la memoria di uno che ha onorato fino alla fine la sua professione e che ha unito grande capacità di inchiesta con immenso coraggio, in un'epoca, quella a cavallo tra gli anni 70 e 80, nella quale la compromissione tra società civile e malaffare ha consentito alla mafia di prosperare. Oggi, e anche grazie al suo esempio e dei tanti cronisti caduti per mano criminale, che la mafia cade sotto i colpi dell'azione efficace e costante delle forze dell'ordine. Adesso la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Al Teatro Pirandello doppio sold out e ovazione per Mine Vaganti di Özbek, la versione teatrale del celebre film del regista di origini turche ha conquistato il pubblico agrigentino. Vediamo. Martedì e mercoledì scorsi ha debuttato con successo di critica e di pubblico al Teatro Pirandello di Agrigento ovazioni per Mine Vaganti dalla regia di Ferenc Özbek, facendo registrare ben 2 sold out. In scena il bravo attore e doppiatore di Ligure Francesco Pannofino, un cast stellare formato tra gli altri da Laina Forte, Edoardo Purgatori, Carmine Recano e Simona Marchini. Il prossimo appuntamento al Teatro Pirandello sarà mercoledì 1 e giovedì 2 febbraio con Lucia Lavia, Come tu mi vuoi, di Luigi Pirandello, regia di Luca De Fusco. Assolutamente sì, a parte che è un bellissimo teatro e poi porta un nome così prestigioso per noi che facciamo teatro, è veramente un'emozione. Poi l'abbiamo visto pieno in ogni ordine di posti e con la gente alla fine molto, molto contenta, e questo ci riempie di gioia. 2 sold out per questo spettacolo, uno spettacolo che sta avendo successo un po' in tutta Italia. Sì, sì, è già poi la seconda stagione che lo può, anzi la terza sarebbe, perché poi la prima ci hanno interrotto col lockdown. Però abbiamo fatto 2 stagioni piene, la precedente è questa, e dovunque siamo andati c'è stato sempre lo stesso successo e che si è ripetuto anche qui ad Agrigento. La prima volta ad Agrigento al Teatro Pirandello? Sì, la prima volta per me almeno. Un saluto a Agrigento, a tutti gli agrigentini e al Teatro Luigi Pirandello. Grazie, grazie di cuore. Grazie. Domani è il giorno della memoria, tante le iniziative anche ad Agrigento e in provincia per non dimenticare. Vediamo. Sono tante le manifestazioni che si terranno domani, giorno 27, in occasione del giorno della memoria, per ricordare i milioni di ebrei vittime dell'Olocausto. In prefettura di Agrigento il prefetto Maria Rita Cocciufa consegnerà 2 medaglie d'onore conferite dal Presidente della Repubblica Mattarella su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri a 2 cittadini della nostra provincia deportati in 2 lager nazisti. Ad Aragona invece l'amministrazione comunale presieduta dal sindaco Giuseppe Pendolino promuove un'iniziativa per non dimenticare. L'evento intitolato Giorno della Memoria 2023 si svolgerà alle ore 10 presso il Teatro Armonia di Aragona. Un incontro con previsti gli interventi, oltre dal sindaco di Aragona, anche quelli dell'assessore comunale Miccichè, della dirigente dell'Istituto Comprensivo Luigi Capuana di Aragona Pina Butera, del segretario generale della CGIL di Agrigento
Alfonso Buscemi, del dirigente del CPIA di Agrigento Santino Lopez e del presidente dell'ANPI, senatore Angelo Lauricella. Invece a Grotte l'Istituto Roncaldi ha organizzato dall'Associazione Nino Martoglio di Aristotele Cuffaro con la dirigente scolastica Antonella Uttilla e il comune di Grotte ci sarà un incontro con l'attore e musicista Monio Vadia che incontrerà e parlerà con gli studenti. Diverse le iniziative che si svolgeranno anche presso l'Istituto Anna Frank di Agrigento, diretto dal dirigente scolastico Alfio Russo. Tra questi la realizzazione di un corteo silenzioso che partirà dalla scuola, denominato il Cammino della Memoria, fino a Piazza Cavour, dove si terrà un flash mob, azione dimostrativa e collettiva intitolata Libertà e Rinascita, quindi a seguire l'esecuzione della canzone La vita è bella. I ragazzi si toglieranno la maglietta nera indossata lungo in corteo come atto simbolico di rinascita e libertà. Mio padre, quando è stato richiamato al dovere della patria, non li aveva ancora compiuto i 20 anni ed è ritornato dopo 4 anni di esperienze che hanno segnato la sua vita. Quindi io ho interpretato i silenzi di mio padre, perché il percorso di questa memoria degli internati militari italiani nei lager che sono stati trattati come schiavi, condannati ai lavori forzati, io l'ho estrapolato e ho cercato di interpretare i silenzi, le espressioni del volto, gli occhi, perché poche parole uscivano dalla bocca di mio padre. Un percorso nel quale mi ha dato tantissimo mia nonna, perché quando io ero piccola c'era questo affetto. Diventavano depositari delle esperienze. Della memoria, e mia nonna mi raccontava sempre la sua favola preferita, che era quella dei 2 figli, Andrea e Giuseppe De Blasi, e mi ha dato l'input, la forza per scavare dentro questa memoria. La guerra non è lontana, la abbiamo alle porte, quindi parlare di questi tristi capitoli è importante per i ragazzi, per sensibilizzare le nuove generazioni. Io dico sempre che la memoria non è un fatto solo mentale, collega la mente col cuore, ma non basta soltanto parlarne, bisogna preparare i ragazzi con una didattica. Io sono stata insegnante per diversi anni, una didattica della memoria, lo diranno poi anche ai loro figli. La cosa importante che questi ragazzi devono sapere è appunto sapere cosa è successo nel nostro paese per lunghi 20 anni, gli orrori della guerra, le centinaia di migliaia di morti che ha comportato l'Italia, ma nel mondo. Loro forse non lo sanno, ma molti dei loro zii, dei loro nonni eccetera sono stati nei campi di concentramento, hanno vissuto tutto questo. Sai cosa mi viene in mente? Che a un folle gli sia stato possibile avere, in gergo metaforico, le chiavi dell'Europa per le mani. Non si ripeterà più. La domanda che ameresti ricevere da un ragazzo, da questo uditorio particolare? Dai ragazzi vorrei ricevere un impegno, perché la società ha bisogno di loro. Il futuro della democrazia è affidato nelle loro mani. Sicuramente spesso si va a cercare lontano, invece questa volta possiamo guardare vicino a noi, perché l'esperienza di cui parliamo oggi riguarda 2 cittadini alcamesi che sono stati internati nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale. A volte si rischia di scadere nella retorica, nel ricordo del passato, invece vorremmo proprio evitare questo e anzi creare un racconto significativo che possa portare veramente una conoscenza profonda. Questi sono ragazzi di liceo, di terzo, quarto e quinto anno, che quindi già nei loro studi storici approfondiscono il periodo della Seconda Guerra Mondiale. Ci stanno abituando alle immagini e tutto quanto è informazione, che c'è gente che non smette mai di erigere cancelli, muri. Non dobbiamo, come dire, soccombere o essere sopraffatti dall'idea della paura, dell'inquietudine per il futuro eccetera, perché questi sono sentimenti distruttivi in qualche modo. I giovani devono avere invece una percezione positiva verso il futuro e solo conoscendo anche bene il passato, il recente passato, si può costruire bene il futuro. Ci abbiamo dentro casa 2 che hanno vissuto quelle tristi pagine senza andarli a cercare in altre zone geografiche d'Italia. Assolutamente, qui ce ne abbiamo 2, ma più di 2, molti. Insomma, spiegare un fenomeno come quello del nazismo è complesso, è una cosa complessa, ma bisogna sapere bene interpretare le cose, saper bene leggere i segni dei tempi
per evitare che accadano cose di questo genere. La storia del Tirone, storico quartiere di Messina, lasciato all'abbandono. C'è il servizio. Anni di degrado e incuria nel quartiere Tirone a Messina che continuano a causare il totale abbandono di un'area centrale della città. Anni di promesse non mantenute per lo storico rione che da troppo tempo attende di essere riqualificato e salvato. Il tempo passa, ma purtroppo pare che nulla sia cambiato per quest'area della città dello Stretto di circa 15.000 metri quadrati che appartiene al comune per 7.000 metri quadrati e al terzo ordine francescano e ai privati per la restante parte. A causare la mancata riqualificazione ha contribuito anche l'incapacità di portare avanti un'azione congiunta per restituire alla città e ai cittadini una zona centrale e di pregio finalmente rinnovata. Non ha funzionato la STU, la società di trasformazione urbana, e neanche la possibilità di fruire di fondi europei. Servono progetti e azioni immediate per dare nuova vita al Tirone, che si trova nel cuore della città vecchia, tra i torrenti Portalegna e Boccetta, ed è caratterizzato dalla presenza dei cinquecenteschi bastioni di Carlo V, della scalinata Sergi del Settecento, di abitazioni risalenti all'Ottocento e di un colle ricco un tempo di edifici sacri e palazzi. Nonostante i tanti progetti di riqualificazione che prevedevano la costruzione di parchi, parcheggi e nuovi edifici, un processo di restauro proposto dall'Ordine dei Francescani, le numerose denunce dei residenti e gli interventi dei consiglieri della quarta circoscrizione per ripristinare almeno il decoro urbano, resta poco del suo glorioso passato e per decenni ha prevalso il degrado, anche quello abitativo, con una baraccopoli a pochi passi dal centro di Messina. Quello che doveva essere un borgo monumentale tra le poche zone antiche della città e sopravvissute alla distruzione dei suoi disastrosi terremoti è oggi un'area completamente da risanare, nella quale molte famiglie vivono in mezzo all'amianto, senza servizi e in alloggi fatiscenti. Servirebbero azioni di valorizzazione storica e ambientale secondo una visione complessa e con interventi in raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, i privati con le case da consolidare, i frati minori, proprietari anche di un plesso fatiscente dove si rifugiano persone senza fissa dimora, la quarta municipalità. Bisognerebbe riqualificare e mettere in sicurezza tutto il borgo storico di Tirone e trovare una sintesi tra le diverse esigenze, ma per il momento purtroppo si assiste ancora ad un nulla di fatto e ad un degrado che avanza e sta diventando sempre più inaccettabile. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.